E poi abbiamo una fittissima rete di acque pubbliche minori, demanio minore, diciamo così, che per anni è stato abbandonato, non era chiara di chi fosse la competenza, e solo dal 2004 è stata consegnata ai consorzi questa competenza, e quindi dal 2004 abbiamo cominciato un'attività di riapertura di queste acque. Evidentemente non si può fare tutto in un giorno, e quindi direi che è necessario concentrarsi per portare a termine questa attività nel minor tempo possibile. Parlava prima di investimenti, no? In un momento abbastanza difficile, avete fatto un prospetto dei soldi, no? Che servirebbero per Venezia, e però sono tanti. Sono tanti, sì. Sono tanti, una parte però è già investita. Come ordine di grandezza possiamo dire che fra opere straordinarie, però quindi sono gli interventi che non si possono realizzare, non può realizzare direttamente il consorzio con i fondi dei propri associati, ma deve realizzarli con fondi straordinari, e i fondi straordinari derivano appunto da regione, Stato o altro. Comunque, per raggiungere una condizione ottimale del territorio acque risorgive, quindi questi 100.000 ettari, abbiamo valutato che potrebbe essere in 200 milioni di euro la cifra, qualcosa di più. Abbiamo in un prossimo, diciamo, pacchetto di progetti già finanziati, che sono a vari step di progettazione, sono in fase di progettazione, alcuni fra definitivo, altri pronti per l'esecutivo, altri ancora già in appalto, circa 30 milioni di euro di opere di questo tipo. Gran parte di queste nascono da quei finanziamenti di bacino scolante, di disinquinamento, ed è l'ultima ondata, diciamo così, o almeno l'ultima ondata nota per noi, di questi finanziamenti straordinari. E un'altra grande fonte di finanziamento in questo senso sono le opere urgenti e indifferibili per la sicurezza idraulica del territorio, quindi sempre origine Regione Veneto come fondi. Quindi questo è già un buon primo inizio. Un primo passo, assolutamente necessario. Per il resto invece, e qui devo dire che c'è da parte della nostra amministrazione, quindi del Consiglio di amministrazione dell'Assemblea tutta, una volontà di investire in quello che dicevo prima, questi interventi di manutenzione straordinaria, definiamola così, e quindi sapete che i consorzi escono oggi da una fusione di più entità, no? La Regione Veneto, con la legge 12 del 2009, ha riorganizzato il mondo della bonifica veneta, riducendo i consorzi da 20 a 10. Questo ha portato a delle economie di scala in un qualche modo, e quindi l'avanzo di amministrazione così che abbiamo avuto nell'anno scorso, abbiamo pensato di investirlo tutto sul territorio con opere di manutenzione straordinaria, e poi ci stiamo impegnando per continuare a programmare negli esercizi futuri una manutenzione straordinaria di questo tipo, che possa dare una risposta immediata al territorio. In quest'ottica di interventi, però mi viene in mente, no, che dovete avere la collaborazione anche dei cittadini o di chi insomma, opera nel campo agricolo, per esempio, no? Ci sono delle regole, bisogna seguire delle regole, la pulizia dei fossati. La pulizia dei fossati, certo, e in questo senso abbiamo anche predisposto, lo stiamo perfezionando, ma abbiamo predisposto un regolamento di pulizia idraulica per le affossature minori, quindi come comportarsi per tenere in esercizio la rete minore, quella di proprietà dei comuni e di proprietà soprattutto dei privati stessi. I fossi, i capofossi in mezzo alle campagne sono di proprietà di chi ha le campagne attorno. Negli anni la manutenzione di questi è stata un po' abbandonata. Una volta l'imprenditore agricolo aveva interesse di mantenere anche il proprio fosso ben pulito, poi nel tempo c'è stata una frazionalizzazione delle proprietà, quindi i proprietari sono piccoli lotti, hanno interessi diversi probabilmente rispetto all'agricoltura, e quindi i veri agricoltori che hanno diciamo, la buona gestione del territorio sono venuti un po' a mancare, e quindi si vedono fossi un po' abbandonati. Questo regolamento vorremmo proporlo a tutte le amministrazioni comunali, le 52 amministrazioni comunali di acque risorgive, e con preghiera di farlo proprio, di approvarlo. Solo loro lo possono fare evidentemente, il Consorzio dà un suggerimento, e di cercare di attuarlo in modo da avere una manutenzione capillare nel territorio. Una parte importante la fanno i comuni, lo stava dicendo in questo momento, è che comuni che sono chiamati
a intervenire e insomma pianificare la situazione idrica, questi piani delle acque. Poi a Venezia non mi sembra che siamo messi male. No, non siamo messi male a Venezia, non siamo messi male in Acque Risorgive tutto in realtà. Allora, è una strategia che abbiamo cominciato già qualche anno fa e quindi sta dando già i primi risultati. Il piano delle acque si comincia a parlarne oggi, ma gli allora consorzi Desissile e Sinistra Medio Brenta avevano già cercato di sensibilizzare, sto parlando di 7-8 anni fa, le proprie amministrazioni comunali, quelle nel comprensorio, per programmare l'urbanizzazione con un'attenzione dal punto di vista idraulico. Ad oggi sono molti i comuni nel nostro comprensorio che sono già dotati di questo piano o che se ne stanno dotando e devo dire che è molto positiva la sinergia proprio che si sta creando, quindi i nostri tecnici con quelli dei comuni studiano assieme al territorio, individuano le criticità e programmano degli interventi per risolverle, ma soprattutto individuano quelle aree dove c'è il rischio e quindi dove è meglio non costruire o quali sono le opere necessarie da fare idraulicamente prima di poter costruire. In passato nessuno si sarebbe mai sognato di costruire una zona produttiva se non c'era la strada. Oggi si pensa che non si può costruire una zona produttiva se non c'è la strada che porta le macchine e i camion, ma se non c'è anche il canale che ne porta via le acque. Questo è decisamente produttivo. Prima mi faceva anche una domanda sui cittadini. I cittadini sono indispensabili non solo per la manutenzione dei propri fossi, ma dopo l'evento del 2007 si sono formati una serie di comitati nella zona del Veneziano in particolare e ci sono stati promossi dal commissario per gli allagamenti del settembre 2007, l'ingegner Carraro, una serie di incontri fra la struttura commissariale al quale erano invitati anche i consorzi, Veritas, cioè tutti quelli che hanno una competenza diciamo, nell'acqua e questi gruppi, questi comitati, e si è formato, devo dire, lo definirei un gruppo di lavoro molto produttivo. Allora vengono segnalate le criticità, ci controllano molto per verificare se facciamo quello che diciamo e se andiamo a verificare le criticità che ci vengono segnalate e quindi questo è decisamente positivo. L'importante è che anche persa l'emergenza, persa l'urgenza, diciamo così, che questo rapporto con i cittadini rimanga, quindi le nostre porte sono sempre aperte, se ci sono delle osservazioni siamo lieti di accoglierle e di vedere cosa si può fare. Sul fronte finanziamenti ci avviamo verso la conclusione, però mi pare che qualcosa sia cambiato proprio dopo la grande paura dell'alluvione dell'anno scorso. Beh sì, lo dicevo prima, la Regione questo grande piano di finanziamenti a proposito della Regione. Ecco, io sono consorzio, non Regione, sì, quindi no, potrei rischiare di sbagliare. Comunque so che la Regione ha investito, ha creato un piano avete di notato interventi. questo, che di politica dell'acqua si è tornato a parlare per fortuna si è tornato a parlare. Più se ne parla, più è possibile risolvere il problema. La Regione ha individuato una serie di interventi, si è concentrata evidentemente sulla propria rete e quindi i fiumi, diciamo così, però è necessario mettere in sicurezza prima quelli, poi passare alla rete gestita dai consorzi, poi passare alla rete privata. La Regione parte dall'alto e scende, noi partiamo dal basso e saliamo e cerchiamo di raggiungere di sanare un po' tutti i problemi a vari livelli. Ognuno per il proprio conto deve fare quanto può. Ovviamente. Le faccio un'ultima domanda, se mi può rispondere, a livello di sicurezza, no? Sì. Nel Veneziano quanto siamo in percentuale? È una domanda difficilissima questa, tutto dipende da che tipo di pioggia arriva. Allora, è un po' come, cerco di fare sempre questo esempio, c'era una criticità a livello viabilistico, era la tangenziale di Mestre, si è programmato il passante di Mestre, è stato realizzato e devo dire la tangenziale ne ha beneficiato moltissimo, non c'è più traffico, però mi pare che fosse l'8 agosto dell'anno scorso anche il passante di Mestre è andato in crisi. Quindi dipende da qual è l'evento, della portata per dire che sicurezza riusciamo a dare. Io devo dire che oggi la nostra rete, fra impianti idrovori riammodernati, quegli interventi che dicevo prima, è in grado di rispondere all'ordinarietà, alle precipitazioni un poco più straordinarie, ma eventi come quello del settembre 2007 sono l'8 agosto del passante di Mestre, per dire, e quindi a quegli eventi là è difficile rispondere. Questo... Sì, speriamo che non si ripetano. Speriamo che non si ripetano. Ringraziamo il dottor Bendoricchio, che è direttore generale del Consorzio Acque Risorgive, e faremo un punto più avanti per vedere a che punto sono i lavori. Bene, grazie. Grazie, arrivederci, buona serata.